Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Peccato che ci sia sempre molta fretta, perché io un giorno magari farò un congresso non con dei relatori che parlano, ma con le critiche che possono venire fuori dopo, che sono molto più interessanti. Comunque, sì. Il desiderio e il bisogno nella procreazione assistita. Da un po' di tempo, dove lavoro, la mia quotidianità è interessata anche da attività come psicologo all'interno dei protocolli di procreazione medicalmente assistita. È un tema molto particolare, è un tema che crea molta confusione e che è un oggetto di studio e di clinica sicuramente complesso, perché porta con sé un corpo, porta con sé la psiche, la coppia, le relazioni, porta con sé il presente, il futuro e porta con sé molto spesso anche, direi, la sofferenza. È un settore che poi oscilla molto sui temi della onnipotenza, soprattutto perché ci può essere l'idea che in modo onnipotente c'è qualcuno che ti può dare un figlio. C'è qualcuno che può, scusatemi se uso questo termine, però è un termine che si sente tra le nostre pazienti, che ti può ingravidare. Ed è un tema che oggi vorrei affrontare con voi per cercare prima di tutto di mettere un po' di ordine e poi per vedere cosa può succedere all'interno del processo della genitorialità. Il titolo della mia relazione è Desiderio da una parte, bisogno dall'altro. Qui c'è una definizione di desiderio molto semplice, se vogliamo, che è quasi una ricerca, no? Ricercare qualcosa. E se noi andiamo a vedere il termine in inglese, tra i vari sinonimi, i vari termini che vengono utilizzati, desire, wish, c'è anche craving. Molti di noi sanno che il termine craving viene utilizzato soprattutto in un settore che è quello delle dipendenze. Allora io sotto ho fatto una piccola frase, no? Craving come gratificazione dell'oggetto, ricerca immediata di gratificazione, per esempio la dipendenza, e poi vedete una freccia con stile di attaccamento. Probabilmente un po' provocatoria, la lascio lì, questa frasetta, queste due righe, perché lo voglio riprendere poi verso la fine della relazione. Per quanto riguarda il bisogno, se voi andate a vedere sia nei dizionari italiani che anche nel Cambridge di psicologia inglese, spesso il termine bisogno viene associato al termine di desiderio. Hanno due canali semantici diversi che però si incrociano. Il bisogno è una mancanza di qualcosa indispensabile, quindi sentire il bisogno, il desiderio di avere qualcosa. Stessa cosa, l'ultima frasetta, need, want, necessità, diciamo, con stile di attaccamento. Lasciamolo sempre in sospeso e dopo lo vediamo. È importante, a mio parere, parlare di procreazione medicalmente assistita e parlarne anche ad una platea di psicologi, perché poco conosciamo di questo fenomeno e quindi cerco magari di darvi qualche informazione in più, perché spesso non capiamo la procreazione medicalmente assistita, perché c'è una grande confusione in materia di procreazione medicalmente assistita e perché oggi dobbiamo cominciare a capire la genitorialità dei bambini nati da procreazione assistita, perché oggi siamo arrivati, adesso vi faccio vedere dei numeri interessanti, ad un quantitativo, diciamo, di bambini nati da procreazione assistita veramente interessante. Molte associazioni, trovate di tutto in internet, vi consiglio, mettetevi là una mezz'oretta, smanettate, ma non solo le associazioni, perché sono associazioni che fanno un po' storia in Italia, ma i blog tra le donne che hanno avuto esperienze di procreazione assistita. È molto interessante, andate a controllare. Moltissima stampa, io credo che praticamente almeno 2 volte alla settimana nella stampa nazionale italiana trovate un'informazione riguardante i bambini provetta, gli embrioni, riguardante le donne che fanno procreazione assistita, adesso chi più ne ha più ne metta. Una legge strana, dibattuta per 20 anni, la legge più dibattuta della nostra Repubblica, una legge che, pensate, prima di diventare legge noi abbiamo fatto un referendum, che ha avuto una modifica importante nel 2016. Solo per la cronaca,
C'è chi dice che è una buona legge, chi dice che non è una buona legge, la legge 40. Io credo che abbia dei punti di forza importanti. La prima cosa, il fatto che subito, immediatamente, con la pubblicazione della legge, eravamo a febbraio del 2004, sono stati pubblicati i protocolli applicativi e quindi un centro per poter fare procreazione assistita è sorvegliato in modo rigoroso su quello che fa. In modo volgare, anche perché io non ci credo, si è messo un po' di ordine su quello che veniva chiamato un Far West, no? Sulla procreazione assistita. Non mi piace perché in realtà anche prima della legge i centri italiani funzionavano in modo corretto. E la seconda cosa, quindi abbiamo dei protocolli operativi molto definiti, per cui consiglio, guardando lo schermo su Istituto Superiore di Sanità, in basso a destra se non sbaglio, c'è un link, Registro Italiano di Procreazione Medicalmente Assistita. La legge ha obbligato, con un sistema informatico preciso per cui non li puoi fregare, che tutti i centri ogni mese devono dare i dati in modo corretto, quindi il registro italiano sulla procreazione assistita è corretto, è uno dei più corretti che abbiamo in ambito sanitario. La legge impediva la produzione di embrioni sovrannumerari, cioè si facevano solo gli embrioni che poi venivano trasferiti in utero. Nel 2016 invece c'è stato un cambiamento per cui adesso se ne possono produrre anche di più. La legge impediva la procreazione di tipo eterologa. Dal 2016, da marzo 2016 invece è ritornata la possibilità in Italia di fare procreazione eterologa, donatore o donatrice esterna alla coppia. È ritornata perché in realtà prima del 2004 in Italia si poteva fare, ok? Comunque, dateci un'occhiata che poi è curiosa. Il 20-30% di persone, coppie nei paesi industrializzati sono interessati da problemi di sterilità per vari motivi. Ci sono i motivi, li trovate facilmente nei testi base, diciamo, riguardanti l'infertilità di coppia. Ecco qua, dal 2005 al 2016 in Italia abbiamo avuto un incremento del 30% di coppie trattate. Sono nati, sempre dal 2005 al 2016, 130.000 e più bambini da procreazione medicalmente assistita. In un ciclo su 4 le donne hanno un'età superiore ai 40 anni. Almeno 500.000 bambini all'anno nel mondo nascono aiutati da procreazione assistita. Lucy Brown è la primo essere umano, femmina, nato da procreazione assistita 40 anni fa. Da 40 anni a oggi sono nati 8 milioni di bambini nel mondo grazie alla procreazione medicalmente assistita. Oltre a controllare, a leggere, diciamo, l'Istituto Superiore di Sanità, il nostro sito italiano, potete andare a vedere anche quello di ESHRE, che è un'organizzazione europea che lavora molto seriamente in tema di procreazione medicalmente assistita. Ma andiamo avanti, perché 3 bambini su 10 che nascono adesso in Italia nascono con l'aiuto della procreazione medicalmente assistita. Di questi 3, 1 è da procreazione eterologa. Parliamo degli ultimi dati dal 2016 in poi. Oggi c'è una statistica epidemiologica proiettiva molto precisa che ci sta portando a credere che nel giro di 10-15 anni avremo 5 bambini su 10 nati in Italia nati da procreazione assistita. Ma per essere più semplici, tutti i bambini gemelli che vedete adesso in giro sono da procreazione assistita, non è un fenomeno naturale, ma ancora più semplice, se andavate in un negozio di carrozzine qualche anno fa e ordinavi una carrozzina gemellare ti volevano 6 mesi come le automobili, adesso la trovi in vetrina, quindi sono fenomeni sociali facilmente comprensibili. È vero anche poi, e voglio essere un pochettino così critico nei confronti di alcuni che la pensano forse in modo diverso da me, anzi in realtà sto facendo una critica a me stesso perché io sono molto a favore della procreazione assistita, però la mia critica può essere anche questa: capita adesso di avere 2 fratelli gemelli con età diverse. Eh sì, embrioni prodotti oggi, uno lo trasferiamo parte della gravidanza e nasce, uno lo trasferiamo fra 3 anni, quindi gemelli biologicamente con età diverse. Situazioni abbastanza curiose.
Moltissimi sono i centri in Italia, tra pubblici e privati, è un business, probabilmente sì, ma ci sono molti altri business in ambito sanitario. In Italia, tra le altre cose, la legge ha obbligato ad avere la possibilità dai 2 ai 3 centri pubblici per ogni regione. Il grande problema, diciamo, tra il pubblico e il privato, perché i protocolli sono uguali, le metodologie di lavoro sono uguali, i risultati sono gli stessi, è la lista d'attesa. Purtroppo le donne che affrontano la procreazione assistita si avvicinano a questi protocolli attorno ai 33-35 anni e non hanno tempo di lista d'attesa. Aspettare un anno e mezzo, che è la media italiana dei centri pubblici, può essere un problema, perché poi comunque l'aspetto biologico va avanti. Anche qui, se volete incuriosirvi, ci sono dei dati per cui, per esempio, nel 2009 in Inghilterra una donna è diventata mamma a 66 anni, nel 2008 in India una donna è diventata mamma a 70 anni. Il problema probabilmente di aging non è una cosa così semplice. Ovviamente si tratta di una donna che non aveva niente di suo, cioè l'utero era suo, ma il resto, l'embrione, diciamo così, non era certo con parte spermatica del compagno che aveva 70 anni, cioè, capito? Nel senso che ci sono certe, direi quasi alchimie in giro per il mondo un po' particolari, e più che particolari, a mio parere, possono essere più o meno criticabili. La sterilità è uguale sia al maschile che al femminile, 35% maschile, 35% femminile, e in aumento quella maschile, perché la sterilità maschile è molto condizionata da fattori tipo ambientali, inquinamento o altro. C'è anche una parte, che è un 30% circa delle coppie che fanno dei protocolli di procreazione assistita, di sterilità di tipo idiopatica, cioè coppie che non presentano nulla ad una valutazione diagnostica iniziale, né lui né lei né nei vari incroci che simulano, si possono simulare in laboratorio, ma non ottengono un risultato. Idiopatica. All'interno della categoria idiopatica esistono delle forme di sterilità di tipo psicogena. Ok? Cosa vuol dire? Faccio l'interpretativo? No, sono molto pratico. Psicogeno per me significa anche in una coppia che fanno sesso una volta al mese, per forza non ottieni il risultato, cioè lo stress, gli stili di vita, le modalità che abbiamo noi oggi di correre molto possono essere uno dei fenomeni o dei fattori che impediscono ad una coppia di ottenere un risultato. Io ricordo anche, adesso ci arriverò, lo anticipo, mediamente nel mondo il risultato al primo tentativo è tra il 25 e il 30-35%, ha significato arrivare fino a 5 cicli di procreazione di secondo livello, quindi con la produzione dell'embrione fuori il corpo in laboratorio, e la capacità umana di riprodursi è solo pari al 23%, noi siamo scarsissimi a riprodurci, la tecnica aiuta un pochettino di più. La coppia che affronta un protocollo di procreazione assistita è una coppia che ha una esperienza emotiva interessante, arrivano alla diagnosi, arrivano ai centri dopo un paio d'anni che ci provano da soli, anzi l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia chi fa diagnosi di rinviare la diagnosi almeno dopo un anno di tentativi in una coppia adulta in età fertile, perché comunque ci devono essere degli equilibri di coppia biologici che si devono esprimere normalmente. Nel momento in cui però c'è così, viene detta una diagnosi, o meglio tu non puoi avere un bambino, si spacca tutto, si spacca l'appuntamento evolutivo. No, non sto qui a spiegarvi, lo sapete tutti cosa è un appuntamento evolutivo, ma tutti noi prima o poi nella nostra vita ci interroghiamo sull'avere un figlio. C'è chi fa scelte alternative, diverse, ci sono coppie che decidono di non avere figli, ci sono coppie che invece vorrebbero tantissimo avere dei figli e non ce la fanno. L'appuntamento evolutivo è un qualche cosa che ci permette di crescere, di andare avanti al di là dell'aspetto come dire, biologico, ma di crescere nell'esperienza, no? Appuntamento evolutivo. In questo momento quindi la coppia paralizza il mondo fantasmatico e inizia ad entrare in un percorso molto particolare. Ricordo, e questo è molto importante, che non esiste una correlazione statistica significativa tra fare un protocollo di procreazione medicamente assistita e l'insorgenza di una psicopatologia. Ma io ho avuto un caso in cui la donna è andata in depressione, in cui la donna è diventata psicotica. Uno.
non è statistica. Fate molta attenzione, lo dico anche dopo, la letteratura in termini di procreazione medicalmente assistita è molto scarsa, è buona quella medica perché è una tecnologia che va sempre avanti, dal punto di vista psicologico non abbiamo prodotto niente o quasi, ci sono dei testi, dei lavori di qualche anno fa molto interpretativi ma non con dati oggettivi. Negli ultimi anni stiamo cercando di fare qualcosa, ok? E la produzione, è scaduto già i 10 minuti, vado velocissimo, la produzione si sta portando verso qualcosa di interessante. Primo livello in vivo, fuori del corpo e all'interno del corpo, secondo livello soprattutto FIVET, chiamiamola così, quando l'embrione viene prodotto in laboratorio e poi ritrasferito all'interno del corpo della donna. Risultato 25-35%, una piccola parentesi, una donna quando entra in un protocollo di procreazione assistita ha due momenti molto importanti. Il primo, solitamente i centri adottano dei protocolli per cui vengono spente le ovaie inizialmente, quindi si porta ad una menopausa farmacologica e giù. Dopo qualche giorno invece vengono dati gli stimolatori ormonali per cui le ovaie cominciano a produrre non 1 o 2 ovetti ma 9, 10, 11 ovetti e quindi su, ok, dal punto di vista della vigorosità. Ormone uguale corpo, corpo uguale umore. Ok, quindi indipendentemente dall'aspetto psicologico, emotivo, comunque la donna è sottoposta a 10.000 cicli mestruali al giorno, ok? Quei pochi uomini che ci sono qua hanno detto, cazzo. Allora, un processo evolutivo molto particolare, molto difficile, con un risultato scarso, molto molto scarso. Noi riusciamo a controllare fino al 90% di produzione di embrioni, in coppie anche disastrate dal punto di vista diagnostico, non si riesce a controllare invece quel fenomeno che è totalmente naturale nel momento in cui tu trasferisci gli embrioni in utero e aspetti che ci sia l'annidamento, no? Per poi partire dalla gravidanza, eccetera. Beh, quel fenomeno è naturale e non esistono sistemi per controllarlo. Noi abbiamo fatto uno studio interessante, abbiamo creato un questionario per la procreazione medicalmente assistita al primo colloquio per capire un pochettino queste coppie quando arrivano subito ai centri, indagando 5 aree: la motivazione verso la tecnica, perché fai sta cosa, la genitorialità, la sessualità, le relazioni interpersonali e eventuali disturbi che possono presentarsi. Abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza interessanti, è in press questo lavoro, quindi lo stiamo ancora valutando per la pubblicazione, ma soprattutto per quanto riguarda la genitorialità, nel momento in cui la coppia affronta questo tipo di situazioni, questo tipo di protocolli, blocca qualsiasi cosa. La donna dice: io adesso mi stacco con la testa, dico la donna anche se la diagnosi maschile è la donna quella sempre più interessata, mi stacco con la testa, consegno il mio corpo a un ginecologo e gli chiedo di ingravidarmelo. Quindi c'è una sorta di difesa, preferisco parlare di resistenza, che per certi versi può essere funzionale, ok? Che in una semeiotica positiva ti permette di isolarti per un momento dal punto di vista emotivo per poi affrontare quello che stai facendo. Ovviamente a seconda del risultato c'è un'esplosione in up o un'esplosione in down della reattività emotiva della coppia, ma non solo, lo abbiamo studiato molto attentamente, noi studiando proprio tutti i passaggi del protocollo, non solo in base al risultato ma in base a come anche la coppia viene accompagnata durante il protocollo, ok? Ci sono diverse conseguenze prodotte dalla procreazione medicalmente assistita, ma soprattutto dall'età ed aspetti anche di tipo tiroidei ed altro. Riassumendo, io utilizzo, avete sentito fino adesso, il condizionale quando parlo di queste situazioni. Non ho dei dati certi, non abbiamo dei dati certi né nella ricerca né nella clinica. Quindi la procreazione assistita può provocare disagio psicologico, gli uomini e le donne possono reagire in modo diverso, la genitorialità nelle coppie che fanno procreazione assistita può assumere dei connotati diversi, ok? Uso il condizionale. Un condizionale che mi permette di dire qualcosa anche sul fatto che dal 2016, marzo 2016 a oggi, io ho avuto la possibilità di conoscere, di stare assieme, di trattare 100 coppie che hanno fatto una richiesta di
procreazione di tipo eterologa, che sia di ovo-donazione, di spermio-donazione oppure di ovo e spermio-donazione, e vi assicuro che cominciano ad arrivare degli aspetti molto interessanti. Non ho dei dati sperimentali perché ancora non li ho fatti, non li ho valutati, sono coppie molto conosciute con colloqui, con questionari eccetera, coppie che poi affrontano questo tipo di protocollo, e ho notato una cosa molto interessante, che può essere così, un'informazione clinica che vi lascio. A seconda dell'età la reazione è diversa. La coppia un po' più attempata arriva ad una scelta, una consapevolezza di procreazione di tipo eterologa più completa, più matura, non solo per una questione di età ma proprio per una questione psicologica. Però la procreazione assistita è anche una grande opportunità, perché oggi possiamo avere dei bambini in coppie destinate fino a qualche anno fa di non poter avere dei bambini, se non, cosa nobilissima, attraverso l'adozione. Questo è uno studio, una meta-analisi che abbiamo fatto noi, osservando bambini da procreazione omologa e procreazione eterologa, noi assieme ad un gruppo di ricerca molto ampio europeo, di bambini che adesso, presi nella fascia 0-12 anni, ok? E abbiamo visto che generalmente, come lo leggete nella slide, il loro sviluppo psicofisiologico e relazionale è come tutti gli altri, ok? Sia che sia omologa, sia che sia eterologa. In questo senso possiamo dire che la procreazione assistita è un momento di aiuto che si può dare ad una coppia. Il momento di aiuto ha delle reazioni diverse a seconda delle coppie, e vi ripeto, a seconda di come viene accompagnata la coppia, ok? La legge 40 non dice che ci deve essere lo psicologo, non vi dico il perché sarei troppo critico su una platea di psicologi, magari poi glielo dico a Oscar, che glielo dica al nostro presidente, però è una cosa storica, ok? E ho scoperto il perché non ci sono gli psicologi. Lo psicologo, no, da protocollo e da legge, è uno dei tanti professionisti che può essere interpellato se il direttore del centro, di solito un ginecologo, ritiene che sia necessario, come l'andrologo, come il senologo, come chiunque altro. Fortunatamente io lavoro e vivo in un'isola felice, perché lavoro in 2 centri di procreazione assistita dove diciamo che lo psicologo c'è sempre da sempre, fortunatamente. Quindi lo sviluppo è abbastanza normale, è normale anzi. Cos'è che rimane aperto? Rimane aperta la questione del dire e non dire nelle eterologhe, no? Dirai prima o poi a questo bambino che un pezzettino geneticamente è diverso dalla coppia. Rimane aperta la questione della genitorialità versus l'epigenetica, che ci sta dando delle informazioni molto interessanti. Okay? Perché rimane aperta? E rimane aperta anche da un punto di vista sperimentale, perché i bimbi che stiamo osservando noi hanno solo 12 anni. A 12 anni è difficile parlare di aspetti genetici, biologici, eccetera. Aspettiamo che diventino un po' più grandicelli. Okay? Oggi tutte le coppie che fanno procreazione eterologa che io incontro, a tutte stimolo questa domanda. Sono varie le risposte. Molto spesso, potrei dire che sulle 100 che ho visto, almeno 90 mi hanno detto sì, lo dirò. E credo che sia una buona scelta. C'è una parte però di coppie che ti dicono adesso non me ne preoccupo, vedrò più avanti, e anche questa è una buona formula secondo me nell'espressione della genitorialità. Io credo che quando un bambino arriva a 12-13 anni ed è il momento in cui la psicologia ti dice devi dirgli che è eterologo, in realtà alla mamma e al papà non gliene frega niente di questo. Perché? Perché ci sono ormoni, perché c'è adolescenza, perché ci sono altri casini che probabilmente interessano il vissuto genitoriale di quel momento. In realtà mi piace questa frase, la uso in tanti contesti. Io credo che non si sviluppi un bambino semplicemente, ma si sviluppino delle relazioni significative allo sviluppo di quel bambino. Tanto più che, aggiungo, solo per una questione di cronaca, perché è molto basso i dati che stanno molto piccoli i dati che stanno studiando, sembra che ci sia la possibilità di uno sviluppo di genitorialità, chiamiamola normale o sana, anche nelle coppie lui, lei. Ok? E quindi tanto più nelle coppie che magari fanno procreazione assistita. Un casino è quando invece un lui diventa una lei diventa un lui e vogliono un figlio. Lì forse secondo me potrebbe esserci un po' di mancanza di punti di riferimento. Però io vi ho lasciato in sospeso con delle frasi. La procreazione assistita è sempre un desiderio infranto. Fate attenzione ad una cosa: ai primi 2 anni di vita di un bambino nato da procreazione assistita, perché i genitori, anche se l'hanno affrontata bene, hanno avuto degli insuccessi e poi hanno ottenuto il risultato, rimangono con un fantasma in testa che si riversa nello stile di attaccamento. Cosa semplice: i bambini nati a procreazione assistita camminano prima degli altri,
Dico di nascita da procreazione naturale. Perché? Perché ci sono gli ormoni? No. Perché ci sono dei genitori che rompono di più, che sono più là, ok? Che li stimolano di più. Queste cose potrebbero essere anche viste positivamente. In realtà io credo che nei primi 2 o 3 anni di vita del bambino si debba, credo, nel senso che dei dati oggettivi non ce li abbiamo ancora, si debba porre un po' di attenzione. Scusatemi, a questo punto chiediamoci, la genitorialità è un desiderio o un bisogno? Anzi, io vi chiedo una cosa, a tutti voi che siete dei grandi esperti, io credo di lavorare da sempre sulla genitorialità, però non so cosa sia la genitorialità. Quindi se qualcuno di voi oggi ha la capacità di definire in modo preciso la genitorialità, probabilmente riesce a trovare una definizione che soddisfi anche la genitorialità da procreazione assistita. Vi ricordo una cosa, usiamo sempre il condizionale in questo settore, bisognerebbe sempre utilizzarlo in ambito psicologico, soprattutto quando si lavora con i bambini, ma tanto più nella procreazione assistita, perché è un settore che per forza dobbiamo farci i conti. Io mi auguro che tutti voi via da qua vi ricordiate nella prossima anamnesi di chiedere a quel genitore se ha ottenuto una gravidanza naturale oppure da procreazione assistita, perché è un dato che magari rimane solo scritto, però ce l'abbiamo e ci può dare qualche informazione in più. Grazie.